Questa settimana di pausa ci ha dato anche la possibilità di assaporare meglio il retrogusto di una vittoria giunta così, al termine, alla fine. Probabilmente miglior vittoria non ci sarebbe stata per dare gioia al popolo rossoblu. Bentornati a Rugby House dopo la settimana di pausa, qui in studio per parlare della prossima sfida che vede i bersaglieri a Firenze contro i Medici e ovviamente ritirar fuori un po' quelli che sono i concetti e i feedback della bellissima vittoria contro il Patarocco Alvisano di 10 giorni fa. E non potevamo non farlo se con il protagonista, uno dei protagonisti, quello che ha messo la ciliegina sulla torta di questa vittoria, Guido Barion. Ciao Guido, benvenuto. Ciao Andrea, buonasera a tutti. E con noi ritorna dal Gazzettino Ivan Malfatto. Ciao Ivan. Ciao ragazzi. Allora Ivan, parto da te stavolta perché insomma va fatta un'analisi subito su Guido. Guido è l'uomo delle mete importanti. È l'uomo degli ultimi minuti. Esatto. Guido, a parte le battute, insomma, una meta veramente significativa che penso anche oltre nell'economia del club di una stagione, anche a livello personale dia qualcosa e lasci qualcosa di veramente importante, di significativo. Sì, sicuramente è una meta che me la porterò sempre dentro, è una meta che pesa, una meta che vale tanto per il gruppo, per la società. È una meta che fa capire che anche noi siamo una squadra da battere e siamo lì, vogliamo arrivare fino in fondo. Devo sempre ringraziare i miei compagni e basta, tutto qua. Ecco, tra l'altro nel post partita, Guido, mi ricordo dal terzo tempo, mi hai confidato così, ero un po' arrabbiato perché prima è successo qualcosa di negativo per cui volevo rifarmi subito, no? Quel placcaggio mi hai detto. Sì, avevo sbagliato un placcaggio e ero un po' arrabbiato con me stesso. Quindi ho visto di nuovo l'uomo da davanti e ho detto devo fare il mio e è andata bene, insomma. Ivan, quanto lunga è stata quell'azione lì, quella meccanica di movimento di Guido, no? Sì, ma tutta la sequenza è stata lunga anche precedente e se non ricordo male, a parte il placcaggio sbagliato, c'era stato poco prima un altro tentativo di entrare. Sì, esatto, da Mischia. Anche quello. Chillona prende palla. La dà Andrea De Marchi la passa a me. Io ho cercato di stare in campo, esatto. E poi da lì è nata tutta la sequenza di Però fasi. mi ricordo che già prima, e difatti in tribuna stampa, forse per scaramanzia, pensavamo che anche stavolta la linea non si riuscisse a superare, perché questa che ha appena detto Guido, poi c'era, mi ricordo, un'altra azione di De Marchi che era arrivato molto vicino in precedenza, mi ricordo quella di Matteo Ferro portato fuori addirittura dall'area di meta, no, da due giocatori. Sembrava veramente che questa linea difensiva non potesse essere superata tranne che con una meta tecnica che difatti stavamo invocando tutti, no, perché secondo noi ci potevano essere anche gli estremi. E invece poi la cosa che ci ha, insomma, almeno a me, che ha colpito di quell'azione è stato, oltre al raddrizzare l'azione di Davis, che è stato un gesto magari che si è notato poco ma che a mio avviso ha messo in avanzamento la squadra in maniera decisiva, e dalla tribuna stampa si è visto chiaramente l'angolo di corsa suo che è stato perfetto praticamente, cioè perché si notava proprio un canale dentro il quale lui è riuscito ad infilarsi. E non so, magari questo ce lo può spiegare meglio lui, se grazie al fatto che ha preso di sorpresa gli uomini o alla rapidità, alla perfezione del passaggio di mantelli, insomma è riuscito a guadagnare quei 2 metri che gli hanno permesso, nonostante placcato, di fare il secondo movimento. Se non avesse guadagnato quel tempo, quella frazione di secondo, probabilmente veniva fermato prima. Questa è stata la sensazione. Sì, partendo a monte, diciamo, da quella Mischia siamo andati una serie di fasi, siamo arrivati dall'altra parte del campo. Esatto. E tornando poi Mantelli l'ha passata a Davis è stato bravo, ha preso quel brivio, esatto. Quei 10-15 metri, penso 10 che metri. tra l'altro non l'aveva neanche presa in velocità perché no, era fermo, è riuscito. Fermo, è riuscito. Fermo, esatto. E lì abbiamo giocato una flash. Niente, io un bel settimana con Umberto abbiamo lavorato molto gli angoli, cambio d'angolo. Niente, io mi è venuto naturale, nel senso non potevo andare all'esterno perché mi isolavo e dovevamo
dovevamo star lì, insomma, poi ho visto la difesa che era molto attenta nel salire, loro salivano tanto, e ho visto un'imperfezione della difesa, ho visto questo gap, e io ho attaccato lo spazio a 1000 e niente, sono riuscito a rompere il placaggio e andare oltre. Se loro avessero chiuso un po' di più, non con l'uomo vicino alla linea, dell'out, ma con l'altro, forse non saresti riuscito a passare, cioè l'imperfezione che dici è quella lì o... Lì, se non ricordo male, è Morelli che resta in mezzo, praticamente obbliga l'altro a chiudere, non so se era Paz o Novisio, che lascia poi il canale a te. Sì, c'era solo De Santis, esatto. Però comunque in quei casi lì sì, vai all'esterno, però ti va bene una su 100, magari ti isoli, calci punizione, quindi dovevamo... Comunque lì l'ho letta in quel secondo e ho messo il gas e è andata bene. L'hai letta bene, sì. No, ne hai messo abbastanza perché è stata lunga arrivare alla fine, no? Quei movimenti, infatti... No, le braccia lunghe, dai. Ah, ok. Se la Cioffi non ci arrivava, quindi. Ma no, dai. No, sta facendo una battuta. Sì. Il post-meta, voglio dire, se sono sprecati articoli, commenti su Facebook, messaggi, com'è stata? Sì, beh, il post-meta, vabbè, bellissimo dal campo, partito dai compagni, dal campo, dalla gente, al terzo tempo, vabbè, i social, tutta la settimana, insomma, vabbè, mi hanno detto che ero spesso sul giornale, insomma, tanti articoli. Comunque è sempre un coronamento di tutti, della squadra, insomma, penso che è stata una gran bella vittoria di squadra e basta. Insomma. Certo, tra l'altro una cosa da aggiungere, tu parlavi di Davis, Ivan, ovviamente l'azione di Guido, l'assist di Mantelli, però la cosa che ha colpito è stata la lucidità con cui si è giostrato quest'ultimo possesso, perché bene o male un po' tutti, quando non siamo andati dentro con la mischia, abbiamo detto aia. Prima o dopo ci scappa l'avanti o ci scappa qualcosa. E lì abbiamo avuto una lucidità che non sempre siamo riusciti a avere in questo campionato. Perché c'era la voglia di fare la meta, c'era la voglia di vincere la partita e ognuno ha fatto il proprio lavoro. E ognuno sapeva che anche se la palla pesava 10 kg, dovevamo tenerla e dovevamo andare oltre. E, ti ripeto, è stata una vittoria di squadra perché insomma, fare tutte quelle sequenze a quel minuto della partita, dopo una partita intensa, penso che nessuno può darmi torto, insomma è stata una vittoria di squadra e complimenti a tutti i ragazzi, davvero. È stata una bellissima vittoria, Ivan, probabilmente la più bella partita dell'eccellenza negli ultimi anni, perché è stata una partita veramente molto molto intensa e molto piacevole. Beh, insomma, con 20 e passa falli del Calvisano, dire bella una partita con tutti questi falli, magari forse ce ne sono state di più belle. Diciamo che nel campionato, tranne che nelle fasi finali, difficilmente vedi partite di questo genere, ecco. Quindi, poi secondo me c'era veramente questa cosa che si è capita dopo, no? Che una vittoria, a mio avviso, contro Calvisano, la rivale di sempre di questi ultimi 4 anni e non solo, dopo una stagione in cui le avevi perse tutte 4, no? Perché avevi fatto la finale, l'andata e ritorno e la partita di Coppa, con gap sempre crescenti, no? In quel modo in finale dove ti hanno piazzato 6 mete a 2, secondo me, cioè, era proprio, non era solo vincere questa partita o rimanere agganciati alla lotta per il primo posto, era proprio, a mio avviso, dire Calvisano ci siamo, cioè non siamo lontani come abbiamo dimostrato l'anno scorso e questo, a mio avviso, è stato il significato da parte di Rovigo più importante di questa partita. Una vittoria lottando su ogni palla, lottando nelle collisioni, la vittoria ideale, no? Per il pubblico rossoblu, il tifoso vuole questo tipo di squadra, un Calvisano veramente ottima squadra, però comunque in 2 fasi fanno 40 metri, sono veramente un'ottima squadra, però noi abbiamo margini, c'è la sensazione che adesso anche questo nuovo corso, che questa nuova, diciamo, questo nuovo clima che si respira possa dare dei risultati ancora migliori. Guido? Beh, sicuramente non si può vedere i risultati in 2 settimane, però penso che si è già visto qualcosa in più, diciamo una propensione più volontà di muovere il pallone e comunque più spirito di gioco si è visto. Logico, il lavoro è lungo,
bisogna aspettare un po' di tempo, poi il clima insomma adesso non è che ce lo permetterà tanto, però insomma stiamo lavorando bene e qualcosina insomma penso che si abbia visto. Sì. Secondo me la parola margini, quella che hai detto tu, è la parola chiave di uno scontro di questo genere in questa fase della stagione, perché illudersi che questo possa essere la vera sfida, insomma il vero livello dei valori adesso, secondo me sarebbe molto pericoloso. L'anno scorso, come dicevo anche prima, abbiamo perso una partita simile alla prima con il Calvisano qui in casa, era la partita di Coppa, stavamo vincendo, l'intercetto su Rodriguez e dopo, se non ricordo male, un penal touche qui che mi sembra che Parker è entrato ma poi gliel'hanno annullato per un giallo, ecco, insomma. So che ci sono state questi due episodi che hanno capovolto un risultato che stavamo vincendo, no? E questa volta è successo il contrario, stavano vincendo loro e la meta di Guido e della squadra nel finale l'ha fatta vincere. Da quella partita Calvisano, appunto, i margini si sono ampliati, sono cresciuti. Rovigo invece evidentemente no, perché poi abbiamo visto il gap a fine stagione. Quest'anno sarà interessante vedere il tipo di percorso delle due squadre, considerato che c'è un'implicazione di Coppa che l'anno scorso non c'era, perché l'anno scorso poi per quella che era la formula tutte e due di fatto sono andate fuori, non hanno avuto la possibilità di giocarsi l'accesso alla Challenge, mentre quest'anno ci saranno un minimo 2 partite in più per questo. E poi l'altra variante, ma questa ovviamente fuori dal duello Calvisano-Rovigo, saranno le avversarie. Però io sono convinto che anche la squadra di Brunello ha possibilità di crescere da qui a più avanti. Vedremo con questo lavoro che dice Guido, che è iniziato da 2 settimane, no? Con Casellato, con il cambio dell'allenatore dei tre quarti, con il nuovo spirito, eccetera, eccetera. Vedremo se questo margine crescerà da parte del Rovigo o crescerà di più da parte del Calvisano. Un'altra cosa che secondo me mi ha fatto riflettere è che questa vittoria Rovigo comunque doveva farla per i motivi che abbiamo detto adesso, cioè cercarla, ecco, perché dopo 4 sconfitte e una stagione di questo genere è stata galvanizzante per l'ambiente. Però è una sconfitta che forse fa più bene al Calvisano che a Rovigo, perché loro fossero arrivati in carrozza a fine dell'andata, come il passato, pensando comunque di poter dominare il campionato, magari psicologicamente si sarebbero seduti, magari non prendono il quarto straniero, che secondo me, se le cose vanno così, a gennaio ce lo ritroviamo, no? A Calvisano, magari altre cose che serviranno per riequilibrare quel gran stratega che è Massimo, no? E la sua squadra. Tu pensi che abbia lo stesso valore della sconfitta in semifinale l'anno scorso con Viadani, insomma, nel senso far riflettere, far capire che... Sì, ma quello fu una riflessione a breve, perché certo, ormai che il Calvisano fosse dominante lo si era visto per tutta la stagione, no? Questa invece è una riflessione che implica, secondo me, anche il mercato, l'ambiente, la società. Quello del quarto straniero sicuramente è un'ottima riflessione la tua, Ivan, viste le difficoltà di Calvisano in mischia chiusa con noi, che non era abituata proprio a prenderle come è stato. No, però mi permetto di non di smentirti, ma di darti un dato. Per scrivere gli articoli sono andato a vedere quelli dell'anno scorso e su 11 o 12 mischie ne avevamo vinte 8 o 9 anche l'anno scorso in quella partita. Di Coppa? Sì. Però quella partita di Coppa bisogna ricordare che mancava Novisio, Paz giocava ma in mischia, ma in mischia, io ti do di mischie chiuse, sto parlando di mischie chiuse. Certo. Anche questa fotografia della nostra mischia così dominante, a mio avviso, sarà da verificare più avanti con Zilocchi e con altri Andreotti che non c'era, e con altri giocatori della mischia di Calvisano. Probabilmente non è una mischia forte come l'anno scorso quella di Calvisano, ma non sono neanche sicuro che sia così debole rispetto alla nostra come in questa partita. Vedremo. Gavazzi sarà contento di questi miei complimenti. Ogni tanto. Andiamo a vedere gli highlights della vittoria contro Calvisano di domenica prossima, poi rientriamo in studio qui a Rugby House. Bellissima giornata oggi qui allo Stadio Battaglini, insomma giornata ideale per venire a vedere la partita live, e un saluto anche a coloro che stanno ovviamente guardando e speriamo assaporando un buon match. Qualità balistiche del numero 10 tucumano, sembra tutto molto semplice. Bandierine su, Calvisano avanti 3-0,
Morelli pronto a ricevere Tuivaiti, è proprio il neozelandese, sfugge da Edolubian, meta di Jimmy Tuivaiti. Coprirlo come l'abbiamo visto in passato è una cosa che dobbiamo vedere se effettivamente... Probabilmente un box di Semenzato, così è la corsa di Bruno Esdrilej, la mano di Bruno Cioffi, vediamo Rovigo cosa combina, prova nel traffico, forse cade l'ovale ma non è così, Mantelli va a innescare Jordan Davis, la muove per Guido Barion, prova Guido Barion a trovare un interno, riesce a fare un po', ottimo l'offload, Wow! Boggiani Ortiz, le seconde linee, in mezzo al campo, e c'è un vantaggio per Rovigo, un interno, placcaggio alto di Morelli su De Marchi, ancora Rovigo, Odiete, trasmissione errata, misunderstanding. Le ripetevi in un angolo prima. Tanto Mantelli, calcio di punizione, sembra buono, l'Acquaglio dice sì. Ortiz, non ci arriva Zrilic, difficoltà nella gestione di questa valle a parte di Rovigo, misunderstanding fra Momberg e Chillona, subito braccato da Archetti, il mediano di Mischia, manca il 9, quindi si ripartirà infatti era più una palla da Momberg questa, nel senso per dare poi la possibilità del riutilizzo a Chillon che è molto più... Tuivaiti non si tira via. Parte proprio calcio, ottima direzione e potenza, soluzione Alberto Chillona, cede Leso, punizione Rovigo, Leo Mantelli prende la rincorsa, è alta, centrale, 3 punti per Rovigo, 10-9, lui e 2 presenze con i Pumas, qui infila l'H, allunga il Calvisano 13-9. Susio flanker, giusto? No, Susio fuori per l'entrata. Ah sì, scusami, per Giovanchelli. Arriva la spinta di Rovigo, Eccola. pallone tra i piedi, meta tecnica Rovigo, Tuivaiti, Calvisano pericolosissimo, vediamo se Semenzato la muove per Paz, riesce a sfuggire Paz, 2-3 placcaggi. Ancora Calvisano, attenzione al largo, Bruno ci prova Novisio a tagliare in 2 la difesa rossoblù. Biancotti e Fischetti. 7 punti per Calvisano, ribaltare l'inerzia. Pallone tra i piedi di Rovigo, la gioca con De Marchi, Barion, Tuivaiti. Rovigo che non riesce a sfruttare questo ingaggio e qui si fa molto più dura per Rovigo, non potendo contare sulla propria piattaforma. PJ Parker, pick and go. Calvisano si è salvato in una situazione difficile, non è ancora detta però. 8 metri di pick and go sono... un'infinità. Sì, bravo, è una salita, veramente una salita. Pallone Chillona. Si offre Edolubian con responsabilità di questo, è indietro Parker. Rovigo deve mantenere l'ovale con calma, con serenità, non deve commettere errori, così Calvisano. Zanini fermato da Morelli, Ha chiuso la spalla ma ha trovato una buona difesa. una palla difficilissima per D'Amico che non si aspettava forse gli arrivasse l'ovale, l'ha tenuta lì. Poi è arrivato Momberg, ha detto ti porto io, ti faccio vedere. Sì, un ma attimo non dove era dobbiamo semplice da tenerli, da domesticare. Morelli era già un passo avanti rispetto agli andare. altri. Lui era fermo, infatti ha dovuto trovare veramente l'equilibrio giusto. Ci prova Rovigo, Mantelli, Buona questa Majstorovic, Odiete, fermato Odiete, serve la pulizia per Rovigo da questo punto di incontro. De Marchi ben fermato dalla difesa calvina, c'è un vantaggio per Rovigo. Erano arrivati bene tutti e due, sia lui che Zanini, con 2 angoli, quindi c'era la scelta. Prova Rovigo con Davis, ritorna sui suoi passi, il buco dell'inglese. Che Rovigo, C'è Barion, la meta di Guido Barion. Sono partite nelle quali tocchi tanti palloni e altre nelle quali magari fai un po' più fatica.
Mantelli la mette, la FMCZ Rugby Rovigo Delta batte il Paterò Calvisano 23-20. L'ossigeno stavolta ce l'ha avuto Rovigo. Complimenti a Calvisano, è stata una partita bellissima. Certo Ivan, che riguardare la meta di Guido non ricorda un po' quella di Calanchini con la Benetton 10 anni fa? Sì, sì, è vero, ma ricorda anche tanti altri momenti finali, no? Che ti permettono di capovolgere una partita, anche se poi non fatti nello stesso modo. La meta di Brunello, anzi di Ravanelli, certo, indotta da Brunello nella finale, le stesse 2 scudisciate che ci ha dato nella finale di Coppa Chi? Lui con le Fiamme Oro, no? Non ricordo, tu, giocavi tu, io non me ne ricordo queste cose. Quando succedono queste cose ci sono sempre dei flash, certo, di questo. E quella di Calanchini fu più che altro anche grande, quella Benetton che sembrava imbattibile, quindi una serie di fattori. Allora Guido, Medicei sabato, fra 2 giorni si ritorna a giocare il sabato, visto il termine dei test autunnali. C'è un clima sicuramente diverso, no? Questa vittoria ha dato benefit, ha dato entusiasmo, ha dato consapevolezza? Sì, beh, sicuramente siamo consci dei nostri mezzi, però andiamo a Firenze, sai che c'è un allenatore che è un vecchio volpone, Pasquale Presutti, che colgo l'occasione per salutarlo, che tu conosci molto bene, e altri ragazzi che conosco molto bene. Sarà una bella partita, loro sicuramente vorranno fare la loro partita, diciamo, vorranno il loro risultato, però insomma noi siamo Rovigo, andiamo là e vogliamo la nostra vittoria, insomma. Ivan, allora Medice non si capisce bene, nel senso che dicono e non dicono che vogliono arrivare tra i 4, poi quando va male dicono ma no, siamo qua per fare esperienza, quando va bene vogliamo entrare fra i 4. Beh, è il classico approccio di Pasquale Presutti che ho visto in tribuna a Italia-Sudafrica, bello, sornione, serafico, ma mi ha salutato. È il classico approccio di Pasquale Presutti che con Rovigo, per la situazione delle sue squadre, del suo carattere, si pone sempre nella condizione in cui lui comunque non ha nulla da perdere, no? Sono gli altri che hanno da perdere, no? È la stessa cosa stavolta. Sì, se posso interromperti, devi. Lui diceva sempre, noi puntiamo alla salvezza, poi se c'è qualcosa di buono lo si prende, insomma, quindi lui è così. E a maggior ragione lo fa quest'anno con una squadra, a parte che quest'anno non può dirlo perché la salvezza non c'è, no? Però a maggior ragione lo fa quest'anno con una neopromossa. No, è lì che gratta un po'. Nei posti, diciamo. Sì, tra l'altro non c'è solo Presutti, ma a mio avviso c'è anche una voglia di rivalsa di ex compagni di squadra, come dice Guido, no? Da Basson e il modo in cui è andato via da Rovigo quest'estate, come sappiamo, a Maran, a Lubian, Maccan, insomma secondo me c'è un sovraccarico di motivazioni, Jeff. Sì, quelle sono le motivazioni che ha un giocatore nella partita, diciamo. Quando io giocavo alle Fiamme Oro, giocavo contro Rovigo, la giochi al 110% perché insomma casa tua, la tua squadra, i tuoi amici, tutto quanto, insomma. Sì, tra l'altro tieni presente, tu magari ci avevi giocato già diverse volte Fiamme Oro Rovigo, tranne quando siete stati promossi, sì. Ma per loro è la prima volta questa, per Basson è una cosa particolare perché dopo 10 anni... sarà particolare, quindi sarà io particolare anche da questa parte. Sicuro. Sarà una partita a mio avviso che sfugge più di altre ad eventuali superiorità o inferiorità tecniche e che potrà essere, se non decisa, perlomeno incanalata anche da queste motivazioni particolari. Esatto. Loro in settimana lamentavano problemi di effettivi, di formazione, qualche infortunio di troppo. Sicuramente, come dici tu, Ivan, come ovviamente conferma anche Guido, l'aspetto personale e motivazionale farà la differenza sabato a Firenze. Per tutti gli ex rossoblu è la prima volta contro la squadra rodicina. Esatto, sì. Comunque insomma, Maragna, Riedo, insomma c'è un po' di gente che è dall'altra parte. C'è mezza squadra quasi. Praticamente sì. 6 o 7 sono alla fin fine. Praticamente sì. Hai sentito Presutti nell'ultimo periodo? No, gli ho mandato un saluto e basta, insomma. Che ridi? No, così. Ok, no, non le puoi dire le cose, si sta, no? Ma allora, tu ci provi, però insomma, siamo qua ed è giusto così. Allora,
Ivan, c'è da dire che questa realtà di Firenze, no, è abbastanza nuova, ovviamente nell'ambito del campionato, maggior campionato domestico. Ci sono punti di vista diversi nei confronti di questa squadra. Chi dice è una realtà in grossa crescita, attenzione che potrebbe essere la nuova Prato, tu cosa ne pensi? Non è un gran complimento essere la nuova Prato, no, visto appunto, come è per quello che finita. chiedo a te, esperto. No, nel senso che l'esempio di Prato, che è, secondo me è quello più calzante, in questo rugby di eccellenza, dove per eccellere, usando una parola abusata, non serve moltissimo, nel senso che vedi che anche squadre come la Lazio, che è una squadra di quartiere, poi è anni che si salva o cose di questo genere, a mio avviso le grandi ambizioni si devono misurare sul tempo. Cioè, Prato è cresciuta al punto di fare 2 finali scudetti, gli è andata male perché li ha persi, ma li poteva anche vincere, ma poi con la rapidità con cui è salita è anche sparita. A quanto mi dicono persone che conoscono meglio di me l'ambiente di Firenze, perché rispetto al passato adesso, anche per noi giornalisti addetti ai lavori, ma anche per gli stessi appassionati e tifosi, si è persa la frequentazione col campionato sostanzialmente. Sei rinchiuso, sai della tua squadra e sai molto poco del resto, perché comunque il campionato nei giornali importanti è una breve, lo leggi nei giornali locali, si parla di altro, di franchigie, di nazionale, quindi si è persa questa cosa come poteva succedere 20-30 anni fa, dove a Rovigo si sapeva, non dico tutto, ma tanto di L'Aquila piuttosto che di Treviso, piuttosto che di Padova. Adesso invece sai qualcosa, sicuramente Guido e loro che ci giocano sanno molto più di noi, ma io stesso che mi occupo di queste cose, e allora mi baso su gente che magari segue più di me quella squadra e mi dicono che le basi lì sembrano più solide. Però in Toscana avevano cominciato con la franchigia del Granducato, che doveva diventare una grande realtà, e poi non se n'è fatto più niente. Prato lo stesso, Firenze doveva diventare la piazza della nazionale e fa fatica a fare 20.000 spettatori, 25.000 no, con i Pumas e un po' meno con gli Springboks, però non sfonda nemmeno lì il rugby, no, perché lo strato di Firenze doveva essere il bacino del Granducato di Toscana e dell'Emilia Romagna, che portasse i 30-40.000 per la nazionale, che invece non ci sono stati. Ecco, essendoci già dei precedenti di questo genere sulla Toscana, prima di dire i Medicei saranno la grande squadra del futuro, quella che si giocherà i playoff per i prossimi anni, vorrei stare un po' più cauto. Se devo spendere una parola per una squadra di questo genere, la spendo per le Fiamme Oro, per tutta una serie di motivi che abbiamo già detto qua tante volte. Ecco. Questo non vuol dire che magari Pasquale e i Rodigini, e non solo, con le loro capacità non riescano a fare un buon campionato e magari fare anche la sorpresa di entrare nei playoff, se non quest'anno, l'anno prossimo. Però preferisco misurarle nell'arco di alcuni anni queste realtà e non solo di una stagione. Ecco, tra l'altro tu parli di Fiamme Oro, pare che Licata sia rientrato nelle Fiamme Oro. Doveva, sì, secondo i programmi sì. Ecco, allora da un punto di vista tecnico, Guido, quale sarà, oltre all'aspetto motivazionale degli ex, quale potrebbe essere una chiave di questa partita? Beh, conoscendo il loro coach Pasquale, lui tutta la vita la mischia, rolling maul, touche con Jeff, disturberà molto le nostre touche, proveranno con il rolling maul a nascondere il pallone, Stefan col suo piede cercherà di mettere sotto pressione, angoli, anche Newton, il loro 10, è un bel giocatore, ha un bel piede. Hanno 2 centri di peso, uno lo conosciamo bene, Ross McCann e Rodwell. Sarà una bella sfida, insomma. Noi siamo pronti e vedremo sabato, insomma. Sì, sarà un bel test per la mischia, a mio avviso, proprio per quello che Esatto. dice Guido, no? Perché al momento noi siamo la mischia dominante del campionato, lo dicono anche le 4-5 mete tecniche che abbiamo fatto. Io sono sempre molto fiducioso della mia mischia, quindi... Lo sono anch'io, però se c'è un banco di prova è proprio il banco di prova di una squadra allenata da Pasquale Presutti, e non solo nella chiusa, ma come dice lui nelle touche. Le touche al momento sono una delle nostre grandi lacune.
e con un Marpione come Jeff dall'altra parte, sicuramente sarà un grosso banco di prova. Abbiamo visto anche con Cavalieri come è stato difficile, no, contrapporsi. Le Mall sono un altro nostro tallone d'Achille, nel senso che è vero che abbiamo la mischia chiusa forte, ma la mischia in teoria dovrebbe essere anche altro, non solo chiusa, e invece non entriamo con le Rolling Mall e spesso le subiamo, no, e prendiamo le mete, e quindi testarci su questo tipo di partita, poi il piede di Bassone non solo, sarà importante. A mio avviso questo percorso di gioco che c'è l'ambizione di fare un gioco più espansivo, no? Più alla mano, eccetera eccetera, per il tipo di squadra che ho visto finora dovrà essere una cosa graduale, nel senso che se dovessi essere io che alleno una squadra di questo genere, per il momento preferirei una buona occupazione, una buona conquista, e poi partire con azioni come è stata quella della meta decisiva del Calvisano a corto raggio nei 22, sicuramente nella metà campo avversaria, prima di avventurarmi magari in contrattacchi e cose di questo genere o giocate particolari. Io al momento vedo che Rovigo può essere una squadra che fa male a tutti se usa questo tipo di strategia. So che non ho quella che preferisce Casellato, però insomma... Tu stai parlando di un percorso per cui Umberto insomma l'ha già detto che ha ben chiaro il percorso da fare. Parlavamo di Fiamme Oro, parlavamo ovviamente anche della sfida di Firenze, andiamo a vedere però quello che capiterà in giro per l'Italia per questa giornata del campionato d'eccellenza. Big match alla caserma Gelsomini tra le Fiamme Oro di Guidi e il San Donà di Zenansel, una partita che può valere il quarto posto, visti gli impegni dei Medicei contro il Rovigo e del Viadana che sarà ospite del Petrarca. Le Fiamme Oro possono schierare Favaro dal primo minuto e anche Amenta, possibile anche la presenza di Licata, fresco esordiente della nazionale. Una partita assolutamente da non perdere per le Fiamme Oro, che devono ancora dimostrare una continuità nei risultati e soprattutto nel gioco. Di certo perdere non significherà allontanarsi dalla zona playoff, ma psicologicamente significherebbe perdere un altro scontro diretto, visto che fino a questo momento i gremisi sono stati in grado di battere tra le rivali solamente Viadana. Al rientro in campo dopo un weekend di pausa per l'ultimo test match autunnale degli azzurri, il campionato di eccellenza offre subito scintille con l'attesa sfida tra Petrarca e Viadana. Sabato alle 15 al centro Geremia di Padova, queste due pretendenti ai playoff si troveranno faccia a faccia in un match che si presenta aperto ad ogni esito. La squadra di Marcato e Allori ha dalla sua il fattore campo e il dato statistico che la mette in luce come la miglior difesa di questo primo scorcio di stagione, con appena 99 punti subiti. I tuttoneri padovani brillano comunque anche in attacco, il secondo più prolifico dopo quello del Calvisano capolista, con 195 punti realizzati in 7 partite, ovvero quasi 28 a gara. In entrambe le statistiche il Viadana si trova in netto svantaggio, con 178 punti fatti e ben 166 subiti, che la mettono al settimo posto in quanto a difesa, superata in questo dato anche da Fiamme Oro, Medicei e San Donà. La squadra di Frati e Sciamanna è riuscita comunque ad assestarsi al quarto posto in classifica, con 6 punti di distanza dal Petrarca terzo e 9 dalla Vetta, e guarda a questa sfida come la classica occasione per rimettersi nella scia delle prime della classe. Grazie alla pausa di campionato, entrambi gli staff tecnici dovrebbero recuperare per questa delicata sfida alcuni dei tanti infortunati dell'ultimo periodo, che hanno costretto le due squadre a operare in situazioni d'emergenza in parecchi ruoli, sia tra gli avanti, sia nel reparto arretrato. Dirigerà l'incontro l'arbitro Tomò di Roma. Dopo l'ultimo weekend di rugby internazionale, le squadre del campionato eccellenza tornano in campo per la giornata numero 8. Al San Michele di Calvisano va in scena la sfida tra i gialloneri padroni di casa e la Lazio. Calvisano arriva dalla prima sconfitta in campionato, arrivata in extremis sul campo del Battaglini contro Rovigo, in quella che per ritmo e qualità del gioco è stata forse la partita fin qui più bella del torneo. Nonostante il risultato negativo, gli uomini di coach Brunello hanno mantenuto la testa della classifica generale, ma contro la Lazio, squadra sulla carta nettamente inferiore, servirà una prestazione non solo vincente per quanto riguarda il risultato, ma anche convincente. Vero che i romani arrivano dalla prima vittoria in campionato, arrivata contro Mogliano, ma non dovrebbero rappresentare un pericolo.
Per i gialloneri sarà inoltre l'occasione di fare le prove generali in vista di 2 partite molto importanti, il 9 dicembre contro Timisoara e a seguire contro Rovigo, che saranno determinanti per quanto riguarda il cammino della squadra di Brunello in Continental Shield. Ultima parte di Rugby House, fra un po' andremo a vedere anche le domande dei tifosi. Prima però volevo fare a Guido una domanda. Non l'abbiamo detto l'anno scorso quando sei arrivato il tuo primo anno qui a Rovigo, però non tutti lo sanno, ed è giusto insomma dirlo, che tu sei l'unico giocatore lavoratore all'interno della squadra, per cui insomma non è semplice gestire questo doppio impegno. Tu sei un poliziotto, per cui come fai a gestire l'attività? Niente, faccio tutte e due, cerco di, quando ci sono gli allenamenti, di venire agli allenamenti e grazie a Dio riesco a conciliare le cose, sta andando abbastanza bene, direi di sì. Quindi sono molto contento anche perché insomma non mi piace parlare di me, però sono sempre sacrifici e poi quando vedi certe partite finiscono così mi sento bene e hai sempre più carica nel continuare a farli, insomma. Ma c'è un problema di turni, di orari per uno come te che viene dalle Fiamme Oro e quindi che presumo che anche in caserma sappiano, insomma. No, sì, vabbè, loro comunque io... Non dico che tu debba essere privilegiato, ma sapendo quello che poi fai... Vabbè, comunque sanno quello che faccio, insomma, sì, sapevano del mio passato e... lo sapevano, insomma, no, mi trattano bene, riesco a fare le cose a lavoro e ovviamente riesco a conciliare anche qua. È un'esperienza anche questa, perché comunque essendo l'unico che lavora è un tema diverso rispetto agli altri che studiano, fanno solo questo. Guido, allora Paolo chiede, ti sei reso conto che la meta segnata contro Calvisano è stato un regalo dal valore inestimabile a migliaia di tifosi? Qual è stato il tuo primo pensiero dopo che l'hai schiacciata a tempo scaduto? Beh, il mio primo pensiero devo dire che è stata proprio una liberazione, perché era da maggio che insomma vabbè, la finale è andata a finire così, come sappiamo tutti, però la voglia di giocarci contro, poi sai, è sempre Calvisano, non ci meritavamo di perdere, non lo so, proprio ho voluto farla e poi non ho capito più niente perché insomma è uscito il boato del pubblico, i compagni addosso, è stato tutto un mix di flash, di cose bellissimo. E niente. Hai già spiegato tutto. Sì. Stefano, hai dedicato la meta contro Calvisano a qualcuno in particolare? No, non ho dedicato questa meta a qualcuno in particolare, ho pensato a diverse persone della mia vita, ho pensato a quello che faccio tutti i giorni, come hai detto te, lavoro, rugby, e ho pensato alle persone che ho vicino, tutto qua insomma. Certo. Michele, perché si è stati così altalenanti nelle prime partite? Si è pronti ora? Beh, altalenanti... Oddio, abbiamo cambiato diversi giocatori, diversi infortuni pesanti che ci siamo portati dalla fine del campionato, insomma è tornato anche Chillon, stiamo aspettando Vanik, insomma sempre giocatori che fanno squadra, insomma, e poi devi vedere un po' di giocatori in varie posizioni. Io penso che l'alternanza è dovuta anche a trovare un equilibrio, diciamo, della squadra. Basta, insomma, tutto qua. Ecco. C'è un tempo di rodaggio? Sì, penso che tutti quanti... Lui dice, si è pronti ora? Si è pronti ora, oddio, io spero che ogni partita di essere pronto come tutti i miei compagni, credo che vogliono la stessa cosa. Si è pronti ora, abbiamo fatto una bella partita, abbiamo messo un bel tassello al campionato, abbiamo fatto vedere che ci siamo e niente, il campionato è ancora lungo. Molto pragmatico, ecco. Guido, ovviamente. Insomma, non ha 20 anni,
ne hai qualcuno in più e quindi ci sta tutto questo tuo... No, sono sempre giovane, dai. Dentro sicuramente, ma anche fuori, perché se fai delle mete come quelle di giorni fa va benissimo. Ivan, dopo un terzo di campionato, come stiamo vedendo il campionato e come stiamo vedendo Rovigo dentro questo campionato? Ma il campionato non è particolarmente diverso da come me l'aspettavo. Immaginavo che si sarebbe creato un gap con le ultime presto, e difatti abbiamo già, io pensavo 2 perché pensavo che Reggio potesse stare più verso la parte alta, invece in realtà anche Reggio è andato, e con la scusa che non ci sono problemi per la salvezza, queste squadre credo siano destinate a veleggiare lì. E poi c'è il gruppo di squadre che può giocarsi il posto playoff, e appunto se Calvisano fosse riuscito a vincere a Rovigo probabilmente era in fuga, invece in questa maniera è intruppato insieme a Rovigo e Petrarca. Ecco, Petrarca che almeno io che ho portato a pensare che il guru Cavinato potesse dare chissà cosa a questa squadra, invece in realtà il ragazzino, fra virgolette, marcato, sta dando più di quello che aveva dato il grande allenatore l'anno scorso, e per me questa è una sorpresa, probabilmente perché avevo troppa considerazione di Cavinato, non lo so, insomma, però questa per me è una sorpresa. E poi niente, secondo me quest'anno, l'ho già detto prima, per le squadre di un livello più alto la Coppa potrà avere un peso maggiore se continueremo ad andare avanti a giocare, a confrontarci. Già adesso dopo la partita con i Medicei, la partita qui con i portoghesi sarà determinante, bisognerà non sbagliarla se si vuole tentare di qualificarsi, e poi anche la trasferta a Calvisano sarà dura, e poi se ci sarà un'andata e ritorno, se Rovigo si qualifica, ma lo stesso se si qualifica Petrarca o Calvisano, col Batumi o con i rumeni, saranno partite toste, saranno trasferte inusuali, quindi andrà misurato su questo doppio binario questo campionato, a differenza anche di quelli degli anni scorsi, che se vi ricordate, quando ci si giocava l'accesso alla challenge nelle sfide ad esempio Rovigo-Calvisano o di questo genere, hanno inciso molto in quegli anni nel rendimento, e quindi mi aspetto che quando sarà poi marzo, aprile, maggio questo possa pesare, anche perché poi se uno ha la fortuna di andare fino in fondo non ha solo la semifinale incrociata e l'eventuale finale, ma se la vince deve andare a giocare anche la finalissima a Bilbao, che casca proprio in mezzo ai playoff, quindi quest'anno secondo me se arriviamo in fondo come italiane potremo vederne insomma di cose a cui non eravamo abituati. L'elemento Coppa può snaturare quelle che no, sono? Snaturare no, perché incidere. L'Europa gioca da anni in questa maniera, no? Saracens ha fatto la finale di Champions la settimana prima o 2 settimane prima di fare la finale di campionato, che dopo ha perso difatti da Exeter, no? Per fare un esempio. Quindi il problema è che noi non abbiamo quelle rose, quella professionalità, quelle strutture, potrebbe incidere di più. Un altro elemento che può incidere, ho visto in queste settimane frotte di giocatori, Reggio Emilia magari non è un problema, ma anche di Calvisano che vanno a fare i permit, se diventa una cosa strutturale anche durante il Sei Nazioni, anche quella è una cosa che può incidere o in positivo, perché magari, come si diceva anche di quando giocavi la Coppa importante, alzi il livello e poi lo riporti in campionato, o di negativo se ti succede un infortunio. Certo. Quindi secondo me questi 2 elementi, e poi io continuo ad avere una grande fiducia nelle Fiamme Oro, nel senso che spero che non arrivino e che le battiamo, no, da tifoso, da sportivo, però mi sembra impossibile che in una squadra con quelle potenzialità, e quest'anno anche con un allenatore che ha vinto 2 scudetti su 2 quando è stato in eccellenza, non possa emergere, perché io immagino a maggio una squadra con Licata, Favaro, cambi di tutti i tipi, no? Ho 9 terze linee, mi dicono che hanno una cosa di questo genere. Bacchetti che ha ritrovato una giovinezza, segna sempre, è sempre stato, ma ancora di più è titolare inamovibile. Cioè una squadra di questo genere faccio fatica a capire perché non riesce ad esplodere, non essere un altro Calvisano, un altro Rovigo, e quindi ogni anno me l'aspetto, e magari questo potrebbe essere l'anno buono. Ecco, insomma, tanti contenuti.
ovviamente di questo campionato che avrà vari aspetti, varie sfumature nel corso del tempo, come suggeriva Ivan, insomma l'aspetto della Coppa, ma non solo, qui è solo un terzo, poi ovviamente nel post 6 nazioni si entrerà nel vivo della competizione, capendo chi saranno le prime 4 e poi tutto il resto. Noi siamo in chiusura di Rugby House oggi, vi ricordiamo l'appuntamento a Firenze, quindi fra 2 giorni per la prima sfida contro i Medici di questo campionato d'eccellenza, una sfida veramente molto interessante, avendo tantissimi ex che giocano con la maglia bianco-rossa di Pasquale Presutti e ovviamente la volontà da parte di Rovio di restare agganciata a Calvisano e non disperdere quanto buono fatto 10 giorni fa. Grazie Guido per essere stato con noi. Grazie a voi, buona serata a tutti. Guarda Ivan, ti saluto, anche se avrei voluto parlare di nazionale con te, ma non abbiamo il tempo, per cui ne parleremo un'altra volta, mai dopo le 6 nazioni. D'accordo, ciao a tutti e grazie. Buonanotte e ci vediamo a Firenze. Buonanotte. Ciao a tutti.